sta storia che voglio contare. Pochi sono le gente che la sanno, tu briganti non vi voglio parlare, ma di suo frate che fece assai più danno. Era Antonio lo frate minore, e Peppinetto assai bene voleva, ma era grande assai più lo so temori, un suo nemico ammazzare lo poteva. E così ancora noi giovanottello verso America lo feci imbarcare, evitando così me carne di macello, di suoi nemici e mo poti salvare. E all'anno 1906 verso l'America Antonio fu imbarcato, ci disse a dacci sui parenti miei e un cugino nostro che lo più fedato. E quando poi all'America fu arrivato, fu prelevato da un suo cugino, a tutti quanti poi fu presentato e lo portarono all'amici broccolino. E con l'aiuto di tutti gli amici trova un lavoro in una fattoria, lontano da famiglia e di nemici, ma acquisendo la malandrineria. Quando finì di lavorare in ta fattoria, trovavo lavoro in un bar gestito dai fratelli Arlotta, gente di Scilla, dai filastò di Santo Stefano e due Garzoni. A un certo punto mi fu proposto da fare parte da mano nera, ma il bar era solo una copertura per l'affiliati di la mano nera. Menza campagna, una zona assai sicura, quando si riunivano la sera, e sotto al bar un salo scantenato tra amici calabresi e siciliani. Antonio Musolino fu battezzato da di lontani terra americani. Noi Arno Ciccio Filastò lo chiamavo, domani sera c'è lo sorteggio e stai attento, ci raccomandavo, per chi in palio c'è un bell'orologio. Ci disse che si sorteggiava un orologio d'oro, ma in realtà il sorteggio serviva a selezionare i killer incaricati di eliminare un poliziotto, un certo tenente di polizia Gio Petrosino.